Fa discutere il nuovo bando emesso dal Comune per assegnare per la prima volta 13 alloggi alle famiglie di vigili urbani residenti in Veneto assunti dal Comune con contratti di formazione e lavoro negli ultimi 2 anni, in via Corrente a Marghera. Critiche arrivano dalla CGIL. Ecco, noi siamo convinti che se si mettono in campo politiche di sostegno alle famiglie, alle giovani coppie, ai giovani soli, per dargli la possibilità di venire in questo territorio, questa possibilità deve essere data a tutti e non solo a una categoria professionale, perché non è certo mettere 60 vigili a Marghera che risolverà i problemi di integrazione e di inclusione. A Marghera servono più cultura, più investimenti nelle scuole, nel territorio, non basta mettere 60 giovani che vengono da tutta Italia per pensare di aver dato sicurezza e certezza a quel territorio. I favoriti saranno coloro che hanno ottenuto il punteggio migliore al concorso indetto da Cafarsetti per la selezione e dovranno avere un reddito annuo ISEE fino a 38.000 euro. Una decisione presa anche perché assegnare gli alloggi a nuclei familiari di vigili urbani può contribuire, secondo il Comune, a modificare il mix sociale e rivitalizzare il tessuto socio-economico-culturale del territorio di Marghera, nell'ambito delle azioni volte alla riduzione di fenomeni di tensioni abitative e marginalizzazione e degrado, nonché miglioramento della qualità urbana e del tessuto sociale.